Prima udienza del processo contro boss, politici e funzionari delle istituzioni, la trattativa Stato-mafia. L'ex ministro dell'Interno Mancino chiederà lo stralcio, combattuto Cosa Nostra, che uno per falsa testimonianza debba stare qui non lo accetto, e comunque il patto con la mafia non c'è stato. Ma i PM sono pronti a contestargli una nuova aggravante, tra le richieste di parte civile anche il comune di Firenze di Matteo Renzi. L'udienza di oggi è stata rinviata al 31 giugno. Ma io devo prima sentirle, è inutile che parliamo in anticipo. Stiamo ancora alle preliminari delle preliminari, scusi. Parlano di aggravante, dobbiamo prima vedere che cos'è, ma il caso è quello. Ma guardi, non mi faccia chiedere, non mi faccia rispondere nel merito di sue valutazioni. Ci sto io e mi difendo. Sull'ipotesi di stralcio la risposta del procuratore di Palermo Messineo non si fa attendere. Quella di Mancino è una posizione che è già stata espressa nel corso dell'udienza preliminare, sulla quale c'è stata già una pronuncia provvisoria. Ritengo che la difesa di Mancino saprà svolgere egregiamente il suo compito, proponendo quei temi che ritiene adeguati per il cliente. Qualora si dovessero accertare elementi di colpevolezza dello Stato, lo Stato non potrebbe nascondere eventuali responsabilità sotto al tappeto, ha detto il PM Di Matteo. Adesso i giudici dovranno valutare se quei fatti costituiranno reato a carico dei soggetti che noi abbiamo incriminato. Credo che sono state indagini difficili, sarà assolutamente difficile, ma sarà assolutamente importante continuare anche nella fase dibattimentale a cercare di approfondire tanti elementi che meritano approfondimenti. Gli imputati, come sappiamo, sono 10, ex politici come Dell'Utri, Nicola Mancino, ex ufficiali dell'Arma come il generale Subranni, il pentito Giovanni Brusca, Massimo Ciancimino. Sono tutti accusati di violenza o minaccia a corpo politico dello Stato, tranne Mancino che risponde di falsa testimonianza e Ciancimino, imputato del concorso in associazione mafiosa e calunnia all'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Poc'anzi non so che di suspense. Sì, sicuramente, ma sereno. Ha iniziato un importante processo, mi ritengo molto sereno per quello che mi riguarda il mio ruolo di imputato, sia per la contestazione del concorso sia per quella della calunnia, un po' preoccupato per quello che invece è il mio ruolo di teste. Come spera si sviluppi? No, questo adesso è il processo che parla, credo che è giusto che il tutto adesso, le risposte spettano al processo. Tra richieste di costituirsi parte civile anche il Comune di Firenze, come detto, nella persona di Matteo Renzi, poi l'Associazione Libera di Don Ciotti, l'Associazione Nazionale Antimafia presieduta da Adriana Musella, l'Associazione Addio Pizzo, Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso. Finalmente una trattativa che per anni è stata presunta, una trattativa che per anni è stata ipotizzata, oggi è approdata in un'aula processuale. Io ritengo che già questo sia un risultato importante. Fino a qualche tempo fa chi parlava di trattativa, io per primo venivo preso per pazzo. Oggi la trattativa che era presunta è una trattativa di cui si parla in un'aula processuale e io spero che in futuro si tratterà questa trattativa non tanto di una trattativa presunta ma di una scellerata trattativa che ha portato anche tra gli altri risultati anche alla strage di Via D'Amelio, alla strage di Via dei Giorgofili, alle stragi che non sono seguite, perché questo succede quando lo Stato, pezzi dello Stato ritengono di poter trattare con il potere criminale. Fuori dall'aula bunker le agende rosse a gridare vogliamo verità.